È tutto pronto per la trasferta di Alcamo con l'obiettivo di conquistare l'intera posta in palio. Capitan Gambino e compagni non intendono farsi sfuggire l'intera dotazione in palio per non allontanarsi troppo dal fuggitivo Dattilo, il quale sta marciando come un treno in grande velocità. Un segnale importante arriva dalla cittadina trapanese, specie dopo il pari conquistato in trasferta con il Forte Geraci, per cui l'ambiente che attende il gigante è di quelli che promettono battaglia. Dal punto di vista tecnico, l'allenatore Mutolo può contare sul ritorno in campo di qualche ex infortunato. Bisognerà vedere se varrà la pena utilizzarlo dal primo minuto oppure nel corso della gara. Da non dimenticare che dopo la trasferta del Catella, l'Acragas riceverà all'Esseneto i cugini della Profavara, che stanno attraversando un buon periodo di forma, per poi spostarsi a Cambofranco contro il locale Sporting Vallone. Praticamente in queste 3 giornate il gigante si gioca una buona fetta di classifica generale. Per la gara del Catella, fischio d'inizio alle ore 15, è stato chiamato un arbitro d'Oltrestretto. Si tratta di Gianluca Frizza di Perugia, che si avvarrà dell'assistenza di Dario Ricchiari e Roberto Cusimano, entrambi della locale sezione di Palermo. Salvatore Bottone ha sciolto la riserva e accetta di buon grado la carica di vicepresidente dell'Acragas 2019-2020. Dopo l'avventura dell'anno scorso, in effetti volevo riposarmi e avevo passato il bastone al comando a Giovanni con piacere, nel senso che ho visto che ha fatto benissimo. Avevo detto a Giovanni che poi più in là possibilmente ci saremmo risentiti dopo un periodo di pausa perché in effetti è stanco, perché condurre un campionato come l'abbiamo fatto l'anno scorso anche in corsa con tutti i sacrifici e le difficoltà che sono state, è stato veramente stancante. Però la passione è rimasta sempre, infatti ben volentieri ho accettato l'incarico di medico sociale, ho dato la mano in questo senso. Poi Giovanni è venuto nuovamente alla carica, dice ma perché non rientri, cose, dico vabbè tanto cambia poco, nel senso che per quel poco che ho potuto aiutare la squadra l'ho fatto anche nella società dall'esterno, ora sono coinvolto nuovamente vicino alla società e quindi ho accettato di buon grado questo incarico, sperando e augurando che i tifosi sempre più ci siano vicini, perché è fondamentale per uscire da queste categorie. Ci vuole il contributo anche modesto del venire allo stadio, non è che si chieda al semplice tifoso, padre di famiglia, sacrifici particolari, ma per uscire e tornare nelle categorie che ci competono è necessario l'apporto di chi può dare di più e del semplice tifoso che venga allo stadio, in modo che la società respiri e possa andare fuori da queste categorie. Non abbiamo nulla ovviamente contro queste categorie, ma il blasone dell'Acragas, la nostra storia è chiara e ben altro e dobbiamo ad ogni modo uscircene e ritornare in categorie più consone alla città e al blasone.